Sì, noi rileviamo, come dire, questo piano ha un ritardo nella sua presentazione, 8 anni sono tanti, la giunta va a termine fra 2, quindi a nostro avviso non è un piano, ma è un'altra operazione. E non solo, parliamo di migliaia di pagine scritte molto bene, ma affidate a soggetti terzi, non si capisce perché la Regione non abbia gestito con maggiore sintesi magari, ma soprattutto direttamente e strategicamente il piano, invece che magari scegliere la via di una bella presentazione, tra l'altro collaterale, perché affronta il burden sharing e le energie rinnovabili, che senza mettere in discussione però le energie fossili, che a nostro avviso è il punto che andrebbe valutato. Abbiamo una delle aree più inquinate sul pianeta, l'intera pianura padana è zeppa di polvere sottile perché ha forma di scatola e non c'è traccia di un piano di uscita da questa continua emergenza che è ambientale, ricordo anche sanitaria, perché sono anni di vita media che si sottraggono ai cittadini e un incremento di patologie legate all'asma e anche per i cronici. Ecco, a nostro avviso questo è un punto che dovrebbe essere affrontato e è poco presente. Poi ci sono tantissimi altri aspetti, noi abbiamo elevato migliaia di osservazioni, sono a gruppi di 40-50 che sono state prodotte dai cittadini leggendosi tutte le 450 pagine del piano, nonostante la sua in qualche modo ipertrofia. Abbiamo affrontato tutti i punti e quindi riteniamo che la Regione debba darci la dovuta attenzione per correggere quelle che sono a nostro avviso delle questioni rilevanti.